Se la vostra fame di rugby è alla ricerca di un match che possa soddisfare anche i palati più fini, sappiate avete fatto la scelta giusta. Benvenuti al Tempio del Rugby Italiano, stadio Mario Battaglini di Rovigo. In un 16° turno carico di sfide definitive spicca il derby veneto tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Marchio Mogliano. Il paglio primato, playoff e per il rosso-blu un 42-17 da riscattare. Benvenuto Antonio. Ciao Andrea, ciao a tutti, buon pomeriggio, come sempre ormai un buon rugby. Intanto creiamo pressione ad Endrizzi, vediamo Van Furen che perde l'ovale, rigiochiamo con Edo Lubian, Giorgio Bronzini, cerchiamo con Francesco Menon uno spazio sull'out di destra, riesce a mantenere vivo l'ovale Francesco, anche grazie alla presenza di Edo Lubian in sostegno. Stefan Basson al largo, attenzione, muoviamola all'esterno, Roscoe McCann forse in avanti, sto passaggio per Denis Majstorovic. L'hai vista in avanti anche tu? Era in linea, insomma, era discutibile, però non è quello di cui dobbiamo parlare, ma dobbiamo parlare di questo ottimo momento del Rovigo, che forse non è stata bravissima nello sfruttare una superiorità numerica all'esterno. È rientrata, abbiamo ributtato dentro Quaglio a battere la difesa, nel frattempo Mogliano si è ripiazzata. Giochiamo subito questo vale per Roscoe McCann, siamo di più a largo, vediamo di giocarla bene ed eccola! Giocata benissimo! Eccola! C'è! Denis Majstorovic! Guarda la carica dei ragazzi, anche come si complimentano, anche Roscoe McCann con Denis, c'è confidenza Antonio? Importante, sì. In realtà noi li abbiamo sorpresi alla fine giocando un pallone molto veloce. La Quaglio dice sì, altri 2 punti per Rovigo con la trasformazione. Adesso l'unico che mi ricordo a quell'età lì è stato Andrea Manici a giocare in Super 10 quando aveva 19-20 anni. Tanto parte Aristide Barrault che infila l'H, per cui accorcia le distanze Mogliano. La prima sfida è ottima, sì. Giochiamo questo vale con Lucio. Non viene ravvisata nessuna irregolarità, la giochiamo però al largo con... Bene, andiamo con Roscoe! Vediamo Vivarini, sì. Ragazzi, McCann, i suoi 100 e passa chili nell'1 contro 1, soprattutto da fasi statiche. Parte Stefan Basson, molto angolato. Secondo te? La Quaglio ci dice di sì. In queste 2 occasioni Luciano ci ha visto lungo e li ha messi in difficoltà. Ancora la pressione di Rovigo. E qui è Benvenuti. Mette a terra l'ovale. Endrizzi. Per Barro, attenzione Vanzile. Grandi gambe a Vanzile. Bravo Gullo. Con una francesina mette giù il sudafricano. Pallone a disposizione per Endrizzi. Ancora Barro. Prova lui a attaccare la linea. Messo giù però da Max Ravalle. Testa bassa. Di Bocchi. E cambio di fronte di Barro. Vediamo il francese. Bravo Enrico Ceccato qui a sedere Bronzini. Se ne va Enrico Ceccato. Sede anche Lucio Rodriguez. Mette in mezzo pali per Enrico Ceccato. Grandissima disattenzione difensiva del Rovigo. Il fatto che tu segni un paio di mente, questo poi non vuol dire che tu possa permetterti di subirne una dicendo tanto sono in vantaggio. Sia giusto anche sfidare in qualche modo Mogliano. Gullo Zanini alla presa. Andiamo a impostare il drive. C'è un ottimo brivio di Rovigo. Stiamo andando. Siamo andati. Terza meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. A segnarla Edo Lubian. L'avversario come barriere, come difficoltà. Parte Stefan Basson intanto per la trasformazione e la mette 21-10. Un altro vantaggio. Vediamo ancora Boni. Gli fa scoppiare l'ovale Giovan Niekerk. Il drop di Barrault sembra buono. L'attacco Rodigino. Lucio per Giovan Niekerk. Tentativo di controrag da parte di Mogliano non viene. C'è Luke che fa un interno per Max Ravalle. Bravissimi entrambi a leggere che c'era dello spazio da occupare e tutti e 2 sono andati Bravo molto Bibi, bene. Wow, vale. che mani oggi Quaglio Boggiani. Giochiamoci ancora sto vantaggio, prendiamoci sto rischio. 2-1, accelera Majstorovic. Guarda centrale per Jeff. Non ce n'è, quando hai lanciato non ce n'è. Attenzione. E meta. Permettimi, questo è un peccato originale però, non è un peccato solo in questo momento. Stefan Bassone pronto alla trasformazione, stavolta non entra.
Stefi, non preoccuparti, ovviamente è sconsolato il folletto di Ceres. La sicurezza sull'impatto è importante. Bravo qua Vivarini a leggere perfettamente la finta di Barrot. Vediamo Stefan di Mancino, up and under, Endrizzi alla presa, sicura, però Stefan ci va e lo mette giù. Molto bene. Attenzione, sfugge Lovale Mogliano, è un momentaggio, questo è un vantaggio per Rovigo. Forza, qui dobbiamo chiudere il match, bravo Max. Sostegno per Jeff. Vai Jeff, te la meriti Jeff, vai. Lo fa Francesi, non riesce ad andare oltre, però abbiamo un possesso utilissimo. Francesco Menon, Francesco Menon. Probabilmente sarà Endrizzi quello sacrificato per vedere se si riesce a ristabilire un po' di ritmo, un po' di ordine. Insomma, è abbastanza difficile come obiettivo nel caso non si vinca qui a Rovigo, visto che mancano solo 2 partite al termine. Di cui una la giocheranno con Calvisano. Oh, che roba! E Dennis se ne va, vediamo che punto Barrot. Barrot, questo non lo prendi. No. Ma cosa ha combinato? Cosa ha combinato Giovanni Eckert? Mamma mia, attacca la linea, passa il vantaggio con un sottomano. Un po' meno dotato a questo punto di vista, ma Stefan non la calcia bene, ma la mette dentro. Sì, te la butto lì, te la appoggio piano, sì. Ma intanto va. Una di McCann, una di Lubian e una di Francesco Menon. Giochiamo un calcio di seconda a metà campo, rack veloce, ributtiamo dentro ancora Boggiani che si è una piccola unit. Dopo l'infortunio precedente. Qui problemi di comunicazione, attenzione che c'è Enrico Ceccato. Enrico Ceccato di Andrea De Marchi. Male. Prova. Riesce la meta di Enrico Ceccato. C'è la meta di Enrico Ceccato. Non sono proprio molti. Parte Aristide Barrot. Ed è un'ottima trasformazione per il francese. Completa. Ancora Jeff. Faraonico. Dennis Maestorvi, stetta per Lucio. L'inserimento di Francesco Menon per Stefan Basson. Rosco McCann. Rosco. Oh! L'arbitro decide di prendersi un tempo per consultarsi con il guardialine. Il guardialine tira sulla bandina, poi la ritira giù come per dire volevo esultare, ma forse la meta, forse non lo è. Nel frattempo vediamo insomma dal consulto cosa ne esce, ma sicuramente è limite, sicuramente da registrare. Eccola qua, il Mogliano cambia tutta la prima linea come avevamo previsto all'inizio della gara. E nel frattempo Stefan Basson, cherry on the cake. Sì. Dicevi questo Pier Bruno, quindi un ligure. Sì, viene dalle province del nord-ovest, una società ligure. È passato attraverso l'Accademia Federale di Torino ed è finito a Mogliano, dotato di grandissime gambe. Nel frattempo c'è un vantaggio ed è Semenzato andare in meta. Anche se dicevamo insomma Mogliano era qui per vincere, per cercare la vetta. Tanto è buona la trasformazione di Barrot. Il problema è che Luke ha 35 primavere. Non si dice l'età delle donne. Non si dice. Lui è una grandona allora. Guarda che drive, Antonio. Piano. Teniamo bene il ritmo dell'avanzamento. Primo stop, vantaggio per noi. E adesso possiamo andare. Ci proviamo. Vediamo se Corazzi rotola via. Bronzini per Edo Lubian. E rientra lì giustamente per tenere un po' ferme le guardie. Buona la Chip difesa di Lucio per Francesco Van Zyl. Fatto bene, ben giocato. Ancora una volta. Tu vai in bagno. Ah no. No, io ti annuncio un doppio cambio. Vai. Per quanto riguarda il Mogliano. Sì, era una delle armi che volevano tenersi, però so che in settimana, cioè, insomma, in questo periodo hanno provato più volte anche Farolini in quella posizione, perché poi lui è un ragazzo molto intelligente, molto bravo, è un utility per cui è importante anche riuscire a farlo lavorare. Attenzione. Vediamo se c'è meta o meno. Il drive di Mogliano
cercato di entrare nell'area di meta, però era stata buona la difesa di Rovigo. Vediamo se però la pressione messa dal pack rosso-blu per cercare di portarli fuori, ce lo dirà adesso Vivarini se è stata efficace, perché Mogliano recrimina di aver effettuato il toccato a terra, mentre Rovigo di contro ribadisce, insomma, come dicevamo e come abbiamo sempre detto e continuiamo a dirlo, a questi non puoi mollargli. Un grosso placcaggio su... Un bel impatto, Rohan sì, Appia, sì. Messo giù Peter Pavanello. Eccolo qua, signore e signori, Jeff Monteriol. Vai Farolini, bello! Farolini, porta il pallone via! Guardeline non ha confermato la meta. Da qua. Sì, ecco. Qua. Centrarsi i pali. Dovremmo cercare di capire quanto recupero verrà concesso dall'arbitro. Secondo me Lucio calcia fuori e Vivarini manda tutti negli spogliatoi. e noi andiamo al terzo tempo.